non si leverà mai. Salve a tutti ragazzi, qua è Susenek e benvenuti ad una nuova parte di Pokémon Verde Foglia. La scorsa parte siamo entrati nel Monte Luna e abbiamo trovato un Geodude che io ho catturato ed allenato fino a livello 14. Oggi ci aggiungiamo ad attraversare il Monte Luna. Ho sconfitto il Piamos che vedete là, maledetti Pokémon. I Zubat mi faranno impazzire. Sì, perché questa grotta praticamente ci sono solo Zubat. Aspetta, non c'è mezzo per sangue. Cosa? Sto aspettando i miei amici per trovare. Sì, mi trovano. Perché mi ci trovano. Vabbè, questa è praticamente la lezione. Clefairy! Sì. Vi do un consiglio per Clefairy. Attenti accanto. Che vi fa addormentare i Pokémon. E questo vale anche per Jigglypuff. Io fa impazzire. Geodude, scelgo te! Non parole. Lo Geodude impara. Aveva magnitudo. Vedo qui c'è forse. Che non volevo fare azione. Ripeti! Oh diavolo. C'è speriamo che un Pokémon sia. Ah! Questo coso mi sta facendo addormentare tutti i Pokémon della squadra. PG, scelgo te. Attacco rapido. Morto. Sì, è per... La maledetta pupa. Ok ragazzi, vorrei prima farvi vedere una cosetta. Ah no, scusatemi. Di certo vi ricordate la parte in cui abbiamo catturato Pikachu? Vi ricordate quel vecchietto che l'anziano che stava parlando al cellulare? Guarda che parlava del team Rocket. Beh, ragazzi, io ho già detto che quando ero piccolo pensavo che Team Rocket fosse soltanto da 2 o 3 reclut, ovvero Jesse, James e Meowth. E beh, ragazzi,
qua. Pa pa pa, para para pa pa. Avete già incontrato il team Hydroid, il team Plasma su Pokémon Nero e Pokémon Zaffiro Alpha, e quindi ragazzi vi presento il team Rocket. Non posso dare. Ragazzi, il team Rocket è un'organizzazione che è tipica di questa generazione. Appare un po' Pokémon Verde Foglia, Pokémon Rosso Fuoco, Red Good e Silver. Anche nei giochi originali, cioè Pokémon Rosso, Verde, Blu e Giallo. E poi Pokémon oro, argento e cristallo. Come forse avete letto, il Team Rocket è un'organizzazione perfida con lo scopo di dominare, credo, la regione di Kanto, chissà, forse il mondo intero. Una di queste cose. E per farlo si serve dei Pokémon, come dappertutto tutti i team malvagi che incontriamo nel gioco. Il Team Rocket ruba i Pokémon dei allenatori per usarli per i suoi loschi scopi. Nel gioco noi incontreremo soltanto queste reclute le reclute che vi ho fatto vedere. E adesso con il nome. Lei si è arrivata, vero? Ci sono appunto Jesse James e Meowth parlante, che inseguono il protagonista Sketch allo scopo di derubare il suo Pikachu. Perché ridi? Il capo del Team Rocket, il Rocket, si chiama Giovanni ed appare soltanto nei questi giochi rosso, fuoco, verde, rosso, verde e giallo, blu, rosso fuoco e remake rosso fuoco e verde fuoco. In Red Gold e su Silver, attraverso un evento mai scaduto, si poteva incontrarlo. Che luogo ci dà? Anche dei Pokémon Earth, questi i due giochi, il Team Rocket dispone anche di 4 di altri 4 capi o dei PG generali chiamati Milas. Aspetta, come si chiamava? Milas, Archer, Marcus e Asina. Questo è il primo luogo dove combatteremo con le reclute del team. In Rocket che useranno Zubat e erano tutto Zubat e Pokémon di tipo veleno. Raramente qualcuno avrà Sansiro.
Odio quando scatti il gioco. Ci odio quando tutto va. Proprio un piccoletto. Due. Impazzirò. Muori, maledetto maniaco. Neanche persone. No! Via di scelga te. Quando a scatti muori. Quindi ragazzi concludo qua il mio video, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace. Qua adesso se ne è tutto, a domani, ciao.